In merito all'ordinanza che dispone il divieto di accesso dalle 15:30 alle 20 nella località di San Leone, il sindaco Franco Miccichè vuole chiarire che chi ha interesse a San Leone, anche se non ha la residenza, può accedervi dimostrando ai vigili impegnati nei controlli di avere l'attività commerciale o l'abitazione estiva o immobili adibiti anche a B&B o casa vacanze con bollette, lettere e quant'altro possa servire a confermarne i diritti. Intanto si registrano altri 3 nuovi casi di persone positive al Covid-19 nella nostra città. La notizia dei 4 casi registrati al Liceo Politi ci porta a pensare che qualcuno di questi potrebbe essere anche della provincia, dove a oggi si registrano altri 29 casi. Ad Agrigento non ci sono stati decessi e nemmeno guarigioni, per cui il dato complessivo si attesta sui 59 casi in trattamento tra domiciliari e ospedalieri. Come sapete, afferma il sindaco, ho già disposto la didattica a distanza al liceo classico Empedocle e in quello scientifico Politi e ho ordinato anche la chiusura al traffico delle auto il sabato e la domenica dalle 15:30 alle 20, con eccezione dei residenti e di coloro che possono dimostrare interesse come i proprietari di locali e B&B. Sindaco, per la distribuzione dei vaccini, insomma, Agrigento è l'ultima città che ancora non ha un centro adeguato, il Presidente inaugura tantissime strutture in tutta la Sicilia, ma ancora Agrigento è l'ultima in classifica. Quando è che ci sarà un incremento delle vaccinazioni? No, Agrigento non so se è l'ultima in classifica, però proprio lunedì prossimo aprirà il centro vaccinale che è in itinere per ora, in fase di allestimento al Palacongressi, al Villaggio Mosè. Per quanto riguarda poi le vaccinazioni saranno i governi a inviarci a noi i vaccini, ma già, ripeto, lunedì inaugureremo il centro vaccinale. Lei ieri ha lanciato un appello di preoccupazione, i casi vanno aumentando anche ad Agrigento, Raffadali, insomma questa variante inglese ha una velocità di contaminazione notevole. Sì, non solo una velocità di contaminazione, ma attacca anche le fasce più giovani, i ragazzi, quindi sono proprio loro che poi possono propagare, perché purtroppo sono quelli più soggetti agli assembramenti, quindi io raccomando massima prevenzione e massima accortezza nel rispetto della prevenzione sanitaria.